Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Un ennesimo incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi nel famigerato tratto dell'autostrada 4 tra San Stino di Livenza e Portogruaro. Poco prima delle 14 si sono scontrati due mezzi pesanti. Nell'impatto uno dei due guidatori è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti il SUEM 118 assieme ai vigili del fuoco e alla polizia stradale. Con loro anche gli ausiliari del traffico che hanno fatto uscire gli utenti al casello di San Stino per consentire le operazioni di soccorso. E per evitare ulteriori blocchi alla circolazione è stato chiuso lo svincolo di San Stino di Livenza in direzione Trieste. Autovie Venete ha attivato anche il reindirizzamento virtuale attraverso i messaggi a pannello variabile sulla A27-A28. Oggi, 1 giugno 2023, due squadre di volontari appartenenti ai gruppi comunali della Protezione Civile sono partite per offrire aiuto nell'emergenza che ha colpito la Romagna. Nello specifico, le due squadre sono intervenute a sostituzione di quelle già presenti nel comune di Solarolo. A oggi sono 26 volontari dei gruppi comunali di Venezia che, grazie alla continua formazione e ai mezzi di cui dispongono, hanno potuto aiutare nelle attività di coordinamento, di svuotamento degli scantinati allagati, di pulizia dal fango e dai numerosi rifiuti accumulatisi lungo le strade dei comuni della Bassa Romagna. Cambiamo argomento, parliamo di sport con il basket. Michael Bramos si ritira dal basket giocato. L'annuncio avvenuto congiuntamente dall'Umana Reyer Venezia e dallo stesso Michael Bramos è stato dato nella giornata di oggi. Il capitano Rogranata ha disputato 13 stagioni da professionista, di cui 8 in maglia della Reyer. A Bramos è stato rivolto un accorato messaggio da parte di Federico Casarin, presidente dell'Umana Reyer Venezia. Il tuo nome è già leggenda per i colori reierini. Ci mancherai, ma questa è e sarà per sempre casa tua. Ti aspettiamo per celebrarti come meriti. Grazie, Michael. Cambiamo argomento. Apre da oggi la ricognizione delle realtà sul territorio del Comune di Venezia che realizzano attività di centri estivi. La mappa è disponibile sulla homepage del sito del Comune. Per ricercare un centro estivo si può posizionare con il cursore direttamente sull'area territoriale di preferenza dove i centri estivi sono valorizzati con un simbolo grafico, oppure attivare la ricerca per criteri e municipalità di riferimento. Una volta individuata sarà possibile leggere tutte le informazioni che la realtà organizzatrice ha deciso di mettere a disposizione: nominativo, eventuale sito web, contatti, attività proposte, ricettività e il livello di accessibilità per le persone portatrici di disabilità. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.